frega del bicchiere. forma concava. C'è un nodo più d'acqua che fa il supermercato, facciamo tutti i giorni, questo è un numero sull'acqua. Nel mondo manca l'acqua, in Europa l'acqua forse ancora c'è, nel mondo manca completamente. In Africa per trovare un po' d'acqua bisogna fare mediamente 20 km, l'Europa passa attraverso il mercato, scopra, proprio che beviamo noi in Africa non arriva, in Sud America non arriva, per il mondo non arriva. Ogni mese, ognuno di noi europeo beve e produce più o meno 460 litri d'acqua, l'arancio, la bottigliata, la spighe, tutto quello che è. Uno invece che abita in Africa, che poi si apposta con l'acqua, non c'è, dove pozzi, che è l'arsenico, ne produce più
vuol dire che noi col pesce dell'acqua dobbiamo andare tranquillamente. Il primo personaggio della nostra storia è l'europeo. L'europeo va al supermercato, compra l'acqua, per me è buonissima, dal suo rubinetto. Guarda che stai morendo. Lui la vuole pagare, c'è scritto Norda, bellissima o altre marche, quindi gli piace pagare l'acqua. Siccome la può pagare, quello che si può pagare si può comprare. Quindi l'europeo va al supermercato, compra l'acqua e la spreca. Questo è l'europeo. L'europeo spreca l'acqua, la butta via, la butta via, l'acqua, ahimè, prima o poi finisce. Questo è l'europeo, ha finito l'acqua. Io aspettavo che finisse, che aspettavo per il mondo. L'acqua europeo. Invece l'africano dovrebbe essersi fatto più o meno 2 ore di camminare per trovare l'acqua, avrebbe presa più o meno mezzo litro come qui, e avendo fatto faticissima a raccoglierla, a cercarla e a trovarla, non la vuole buttare. Quindi quando torna a casa sta attentissimo a non sprecarla, perché se la spreca non la segue. Quindi questo è l'africano. Soltanto io sono un europeo e lavoro per l'acqua. Quindi ragazzi dovete capire, soprattutto voi, che voi gli unici potranno cambiare il mondo, che siete grandi, è che l'acqua non va sprecata. Ogni volta che uno spreca l'acqua vi spiegate questa semplicissima storiella, senza dire, senza nulla voler dire, però vorrei che passasse il senso che un domani, tra 20 anni, 15 anni, noi non potremmo non essere più l'Europa, potremmo avere bisogno di 40 litri d'acqua al mese, ma non esiste di più. Per cui se continuiamo a bruciarne 400, 450, andiamo a firmare.